Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati, siamo subito pronti per vedere una nuova interessante partita giocata pochi giorni fa a Barcellona, quindi ci troviamo in Spagna. Vediamo di fronte con il bianco il maestro internazionale francese Sevan Busquera e con il nero il maestro internazionale giovane maestro internazionale spagnolo Lázaro Lorenzo de la Riva. La partita è iniziata così, quindi E4 C5, una apertura siciliana dove il bianco gioca in maniera molto tranquilla, e se da parte del nero è una mossa molto interessante perché a tratti a volte vorrà sicuramente cercare di giocare quanto prima la spinta dell'apertura della siciliana, la spinta tematica in D5, e quindi il bianco deve cercare di rendere questa spinta in D5 un po' più difficile, o comunque cercare anche lui stesso di prendere un'iniziativa. Dunque D4, conquista del centro, pedone per e cavallo F6. Qui siamo nella linea principale di questa variante con E6 che prende il nome di Paulsen, e per poi rientrare in un'altra variante che è la 4 cavalli della siciliana. Ok, perché si chiama 4 cavalli? Tra qualche mossa lo intuirete, perché semplicemente sono stati sviluppati 4 cavalli nelle prime mosse dell'apertura. Quindi in questa posizione il nero contrasta il centro avversario, cosa molto importante, impedisce questa spinta in E5, perché qualche mossa fa qualcuno potrebbe dire beh, faccio E5 e guadagnerò spazio. In realtà la mossa E5 viene immediatamente confutata da questo scacco fastidioso, che soprattutto per partite rapide, partite con poco tempo, è una di quelle mosse che potrebbe sfuggire e portare immediatamente in vantaggio il giocatore con il nero. Tornando alla partita, dunque cavallo C3, cavallo C6 e a questo punto A3 la mossa giocata. L'idea è semplice, l'idea è evitare che l'alfiere nero vada in B4 inchiodando il cavallo C3, che è ovviamente in questo istante il miglior difensore, il miglior unico difensore del pedone in E4, quindi alfiere B4 è una minaccia concreta che bisogna cercare di evitare. Dato che l'alfiere non può andare più in B4, il nero decise dunque di mettere l'alfiere in E7 e a questo punto F4 per cercare di prendere spazio. Nel mio database devo dire che ho fatto degli approfondimenti su questa posizione, chiaramente le mosse più naturali per il nero quali potrebbero essere arrocco, anche se su arrocco il bianco ha sempre questa idea di prendere spazio con E5 creando posizioni molto taglienti e molto squilibrate. Un'altra mossa possibile è D6, anche questa è una mossa tematica, una mossa di attesa che vuole rallentare la spinta in E5 del bianco. Cosa importante, cercare di controllare tutte queste case centrali e a volte creare anche una spinta tipica del nero nella siciliana quando abbiamo un cavallo in D4 e un pedone in F4, ossia o una cattura in D4 cercando di far catturare il nostro avversario e poi E5, oppure un E5 immediata. Chiaramente queste sono idee che poi il nero durante il corso della partita valuta se applicarle o meno. Un'altra mossa giocata in questo momento tra la partita del mio database è anche D5. D5 rientra tra le mosse logiche. Dopo D5 ci potrebbe essere un rientro o comunque sia una somiglianza con un'altra apertura, l'apertura francese, in cui il bianco prende spazio con un fortissimo pedone al centrale in E5 e il nero dall'altra parte cerca di creare scompiglio, creare un'iniziativa sul lato di donna. Questo cavallo potremmo andare in D7 o forse a volte potremmo anche andare in E4, però sempre verso un seguito molto tagliente. In questa posizione la mossa giocata in partita in realtà non rientra tra i precedenti che ho cercato nel mio database, quindi nel mio database di milioni di partite. Questa posizione con H5 non è giocata, però H5 rientra tra le idee della siciliana, soprattutto quando il nostro avversario ha chiaramente giocato F4, perché l'idea è cercare di dare una casa d'appoggio al cavallo che possa saltare in G4, e cosa importante, quando si muove questo pedone F, prima o poi si potrebbe cercare di posizionare un pezzo su questa diagonale che ho colorato di azzurra, la diagonale A7 G1, semplicemente per rendere più difficile lo sviluppo e l'arrocco corto del nostro avversario. Dopo H5 il bianco ha giocato il suo cavallo in B3, adesso a questo punto non resta altro da nero che conquistare il centro con D5, e come dicevo prima, in tutte le siciliane, quindi l'apertura siciliana vuole che il nero prima o poi riesca a spingere in D5, cercando di prendere spazio. Mossa interessante perché dopo una possibile cattura, chiaramente questo salto in G4 è ancora più facile da realizzare, perché abbiamo ben due pezzi che possono saltare lì. Da escludere mosse come H3 per controllare la casa G4, perché
il fatto di aver mosso il pedone F, e quando voi giocate una partita e siete proprio diciamo agli inizi, tutti dicono ok, il pedone F è il pedone più importante della difesa del proprio re. E effettivamente anche in questo caso è il pedone più importante, perché dato che abbiamo mosso il pedone H3, si può intuire che il nero prima o poi cerchi di occupare questa diagonale, quindi portare un alfiere o una donna in H4 per attaccare il re. Non è così improbabile che ci riesca, semplicemente basta spostare il cavallo e poi salteremo in H4 con una buona iniziativa. In partita è stata giocata cavallo B3, D5, a questo punto E5 la mossa che conquista spazio. Ricordate a cosa serviva la spinta in H5? Sostenere un cavallo che voleva andare in G4, ed effettivamente è stato così. Il cavallo in G4 sta abbastanza bene, donna F3 sulla scacchiera, e adesso il nero vi dico che riesce a prendere un'iniziativa che non mollerà più per tutto il corso della partita. Il nero cerca di giocare contro questi due cavalli. Quando ci sono due cavalli che si trovano sulla terza traversa o sulla sesta traversa, l'uno diciamo vicino all'altro, non resta altro che cercare di togliergli spazio attaccandoli con i pedoni, e così fa il nero. Quindi A5 ha la semplicità di fare A4 e togliere spazio al cavallo da B3, che nuovamente si dovrà muovere, e chiaramente se il pedone nero riesce ad arrivare in A4 questo cavallo dovrà andare via, ma allora a quel punto il nero è pronto a saltare in avanti cercando di attaccare il punto C2, la donna in F3. Come vedete comunque il nero porta i suoi pezzi in avanti e la posizione del bianco inizia a essere un po' spiacevole. Infatti per impedire A4 il bianco potrebbe giocare A4 lui stesso, ma in questo caso si ripropone la stessa idea che abbiamo visto sul lato di re. La casa B4 adesso diventa un obiettivo o per l'alfiere o per il cavallo. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. In partita è stata giocata cavallo A4, mossa a tratti logica. Ok, si vuole cercare di evitare che il nero possa saltare in avanti sulle case nere e dall'altra parte portare i pezzi in una posizione un po' più offensiva. Alfiere D7, prendendo di mira questo cavallo in A4 che non è difeso, e il cavallo salta in C5. A questo punto il cavallo in B3, se vi ricordate, aveva un ruolo, il ruolo di controllare la casa D4 e di controllare questo ingresso, e quindi il bianco ha lasciato sguarnito il controllo della casa D4, dunque cavallo D4 per il nero. Attacchiamo la donna che si sposta in C3. A questo punto l'alfiere lo cambiamo in C5, e questo cambio è importante per più ragioni. Diciamo che l'abbiamo lasciato libera la diagonale per la donna, e cosa molto importante, stiamo cercando di creare temi tattici contro il cavallo che si trova sulla colonna della donna. Quindi diciamo che la posizione del bianco, come vi dicevo prima, adesso scricchiola un po'. Il cavallo in D4 è sotto attacco, ritorna in F5, occhio, vogliamo occupare una casa debole. Cavallo per B7, e a questo punto donna B6, e come vedete abbiamo già tre pezzi coordinati sulla casa E3, e cosa importante, la donna insieme al cavallo puntano anche, hanno diciamo un'ambizione maggiore, ossia l'ingresso in F2. Cavallo C5 sulla scacchiera, arrocco, e a questo punto propongo diciamo un quiz alla chat: cosa fare in caso di cavallo per D7. Quindi voi che state osservando questa posizione, la mia spiegazione, vi chiedo come potrebbe mai continuare il nero dopo cavallo per D7. Scrivetelo lì in chat, e come in altre occasioni cercherò poi di seguire la chat e rispondere un po' a tutti. In partita è stata giocata a rocco, quindi mossa sicura. Mettiamo il re al sicuro, diamo per scontato che la cattura in D7 non possa essere giocata. H3 per scacciare il cavallo nero, dunque torre C8. Torre C8, ok, adesso diciamo che si sta già iniziando a creare un attacco, si stanno creando dei problemi contro la regina bianca. Pedone per G4, torre per C5, attacchiamo la donna che dovrà spostarsi e andrà in H3. H3, ok, va bene, l'idea non è la banale evitiamo pedone per G4 perché daremo matto al mio avversario, ma l'idea è cercare di togliere la donna e metterla là dove possa fare qualcosa, perché l'altra idea, dato che questo pedone H non può catturare, è che dato che sto guadagnando il tempo sul cavallo, catturerò io da bianco con la minaccia che abbiamo appena visto. Torre per C2 giocata in partita, fantastica, perché bianco sta minacciando un cavallo e il nero si disinteressa, e quindi
e il bianco cattura quel cavallo. L'idea è semplicemente entrare con scacco e a questo punto re di 1. Domanda, adesso la posizione è molto affascinante perché il bianco ha un pezzo in più, il bianco è in ritardo di sviluppo e questo chiaramente è dovuto all'aver mosso più volte lo stesso pezzo in apertura, quindi ha commesso qualche imprecisione. Qual è la tattica vincente? Perché adesso lo dico, il nero riesce a vincere con questa fantastica mossa, torre per b2. Qual è l'idea? L'idea è che in caso di alfiere per b2, l'alfiere bianco salta in a4, scacco al re, il re si sposterà e il matto a seguire. Chiaramente a nulla serve difendersi con la donna. E allora dopo torre per b2 il bianco corre il rischio di prendere matto, quindi l'alfiere andrà in a4 e l'unico modo per impedire alfiere a4 è mettere noi stessi un pedone in a4. Siete d'accordo? Immagino di sì, però la risposta è no, perché l'alfiere per a4 arriva comunque, perché dopo torre per a4 donna c2 e quindi su re 1 donna per c1. Il giocatore con il bianco è stato molto sportivo perché si è realmente fatto dare a scacco matto riconoscendo l'abilità, il gioco dinamico, tattico, creativo del suo avversario. Rivediamo subito la partita, quindi è stata una siciliana che è iniziata come una polsene per poi rientrare nella variante dei 4 cavalli dove il bianco ha deciso di giocare a 3 per evitare il salto classico dell'alfiere nero in b4 e dopo f4 è stata giocata h5 con una mossa ambiziosa. Qui vi dicevo, ricordate sempre che quando ci sono due cavalli vicini tra loro non resta altro che portare i pedoni in avanti, cercare di contrastarli, e così ha fatto il nero. Il nero è un giocatore molto creativo, molto dinamico, infatti in questa posizione sacrifica un pedone per attivare i suoi pezzi sulle case nere, quelle case deboli che si sono create nello schieramento del bianco, e a questo punto dopo cavallo c5 la mossa fantastica che poi porterà alla vittoria a Rocco. E qui la domanda che vi ripropongo, se qualcuno ancora non ha immaginato cosa possa accadere dopo la cattura in d7, bene, questo è l'ultimo momento per farlo. H3 sulla scacchiera, torre c8, pedone per g4, torre per c5, dopo donna h3 minacciando l'inchiodatura del pedone h e il matto lì all'angolo, torre per c2. Dopo pedone per f5, la chiusura tattica molto bella, molto affascinante con torre per b2. Sulla cattura abbiamo detto che l'alfiere andrà in a4 dando scacco a re, e quindi dopo a4 che impedisce l'ingresso dell'alfiere, in realtà non impedisce assolutamente nulla, e quindi alfiere per a4 sulla scacchiera giocata, torre per a4 e il matto in 2. Spero che questa partita vi sia piaciuta. Come sempre vi invito a commentare il video, a iscrivervi al canale, a seguire tutti i social di noi presentatori e commentatori e chiaramente i social di Matto Scacco. Appuntamento al prossimo video. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!